la certezza che lui l'ha presa lì, visto che era tra i confini, a linea d'aria, era a 7 chilometri dalla Serbia quando è scoppiata la guerra, e i malesseri li ha accusati da quei giorni. Lui ha avuto delle confidenze con dei colleghi, con un collega, gli ha detto che si è spaventata a morte quando gli sono scoppiate molto vicino queste bombe. Era il 1999 e all'epoca avevamo avuto segnalazioni di altri 2 reduci malati, anche loro erano stati in missione nei Balcani, ma i militari non parlarono. Uno di questi era Valeri Melis, che chiedeva alle autorità di indagare. Vorrei dire a Melis e a tutti quanti gli altri ragazzi, per quanto ci riguarda, devono avere la tranquillità che non soltanto si faranno tutti quanti i controlli medici, ma che anche coloro che hanno contratto delle patologie, per qualunque ragione, noi non li lasceremo mai soli. Bene, mi sembra questo molto bello. This is the end, beautiful friend. Valeri Melis è morto il 12 febbraio scorso. Aveva atteso che lo Stato si prendesse cura di lui, della sua malattia e che gli riconoscesse un risarcimento. Nulla di tutto ciò è avvenuto ed è per questo che sulla bara del caporalmaggiore Melis non c'era il suo cappello di alpino e il tricolore.